È martedì 2 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela leggeremo insieme i quotidiani regionali, ma intanto ci sono un po' di notizie proprio delle ultime ore, anzi degli ultimi minuti, perché i carabinieri del ROS hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania a carico di Grazia Santa Paola, indagata per il reato di 41 bis. Secondo le indagini, dalle indagini emergerebbe il preponderante ruolo proprio della cugina del vertice storico della famiglia catanese di Cosa Nostra, proprio del capo Benedetto Santa Paola. I particolari di questo diciamo, operazione dei ROS nei prossimi telegiornali. Intanto però andiamo a Vittoria, siamo in provincia di Ragusa, dove sarebbero stati individuati i presunti diciamo, responsabili del sequestro lampo del giovane Gaetano Nicosia, 17enne proprio di Vittoria, che era stato portato via da 4 banditi incappucciati. Vediamo, sentiamo questo servizio. Sarebbero stati individuati i responsabili del sequestro avvenuto il 25 settembre a Vittoria del giovane di 17 anni Gaetano Nicosia. La Polizia di Stato di Ragusa, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, ha fermato 3 persone gravemente indiziate. Sono accusate in concorso tra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione. Dunque, secondo la Procura, sarebbe questo il movente del sequestro lampo del 17enne che aveva scioccato l'intera comunità di Vittoria. Il giovane venne portato via da 4 banditi incappucciati a bordo di 2 automobili, mentre era con un gruppo di amici, e liberato nel giro di 24 ore. Visionati i video delle telecamere di sorveglianza attive lungo la strada percorsa dai rapitori per cercare risposte e arrivare a identificare il luogo dove il giovane sarebbe stato tenuto sotto sequestro. Almeno uno dei banditi avrebbe parlato con inflessione siciliana, secondo il racconto del ragazzo. Nessuno dei 4 si sarebbe mai tolto il cappuccio davanti a lui. Tra i reati contestati ai 3 fermati anche il furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco. I 3 sono stati fermati. E allora adesso parliamo invece di quella che è una giornata, siamo alla politica, una giornata particolarissima perché all'Ars è in programma la sfiducia, la votazione della sfiducia al Presidente della Regione Schifani. La discussione comincerà alle 14 di questo pomeriggio. La discussione della finanziaria va in pausa. Dentro l'aula di Sala d'Ercole a Palazzo dei Normanni i deputati saranno chiamati a discutere la mozione di sfiducia verso il governatore Renato Schifani, un testo che, per essere approvato, dovrà raggiungere la soglia dei 36 voti e che verrà votato a scrutinio palese senza possibilità di voto segreto. In caso di via libera, la Sicilia sarebbe proiettata verso elezioni anticipate entro 3 mesi, prima ancora di varare la manovra finanziaria. Sono 15 i punti al centro della mozione di sfiducia depositata da PD, Movimento 5 Stelle e Controcorrente. La premessa della mozione riguarda le numerose iniziative dell'autorità giudiziaria che coinvolgono esponenti politici della maggioranza e le nomine del governo nella sanità. Nella mozione si legge che il Presidente ha inoltre privilegiato rapporti politici con ristrette componenti della maggioranza, in particolare con la Democrazia Cristiana e con la Lega, procedendo al reintegro dell'assessore leghista Luca Sammartino. L'opposizione può contare su 23 voti, ma ne sono necessari 36 per l'approvazione della mozione, dunque servirebbero 13 franchi tiratori. L'inizio della discussione è in programma per le 14. Sarà complicato i franchi tiratori perché il voto sarà palese. Allora, nel senso voglio dire che non ci sarà il voto segreto e quindi vedremo che cosa sarà succede. Sarà difficile che qualcuno appunto possa tradire in maniera così aperta. E allora andiamo a vedere Repubblica Palermo, Ars è il giorno della sfiducia, Schifani alla prova dei numeri, oggi a Sala d'Ercole l'atto d'accusa dell'opposizione in 15 punti, come sentivamo il Presidente parte da 44 voti su 70, leggiamo il giorno della mozione di sfiducia a Renato Schifani, oltre 1/3 dei deputati a Sala d'Ercole è pronto a votarla, non abbastanza però per mettere fine alla legislatura.
legislatura, ma la partita è ancora aperta, assicura il coordinatore del Movimento 5 Stelle Di Paola. Schifani per tutto il giorno di ieri si rifugia nella sua abitazione, lontano dalla vita di palazzo, per concentrarsi sul discorso da tenere appunto in aula. Lui non si è sottratto a questo banco di prova, oggi sarà presente, il primo dalla bufera giudiziaria che ha travolto la DC e messo a dura prova il suo governo. È proprio quello uno dei 15 punti che l'opposizione elenca per motivare il voto di sfiducia che potrebbe mettere fine appunto a questa legislatura. Il condizionale è d'obbligo, scrive Repubblica, intanto perché il voto in aula sarà palese, in una direzione o nell'altra i deputati saranno chiamati a metterci la faccia. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, mozione di sfiducia all'Ars, Schifani non corre rischi, quindi insomma la Gazzetta del Sud è praticamente certa di come sarà il voto di oggi. Oggi dibattito e votazione palese sul documento presentato dall'opposizione, il centrodestra ha ampi margini per respingerla. Dietro l'angolo poi il bivio della finanziaria. E ancora andiamo a vedere anche la Sicilia, sfiducia, esito scontato, ma numeri da pesare. Oggi all'Ars la mozione delle opposizioni contro il governatore, la maggioranza fa scudo con la DC allineata, la DC che ha diramato una nota dicendo appunto noi voteremo contro questa sfiducia perché manteniamo comunque la linea di appoggio al governo. Rebus De Luca, la voto, ma il futuro dipende dal tipo di interventi. Schifani, la vita di un presidente non è semplice, queste le sue parole. E adesso ci occupiamo di uno, diciamo, dei tanti scandali che poi hanno fatto leva sulle opposizioni per poter avviare questa mozione di sfiducia. C'è un nuovo ordine di arresto per Ninni Sciacchitano, commercialista, super esperto della regione, che secondo gli investigatori avrebbe gestito un sistema di corruzione sistemica. Complessivamente sono 5 gli arresti, 7 gli imprenditori hanno invece il divieto di svolgere attività di impresa. Si aggiunge un capitolo giudiziario nell'indagine sulla gestione degli appalti nella sanità siciliana. Antonio Maria Sciacchitano, detto Ninni, ex componente del collegio sindacale dell'ospedale civico dell'ASP di Palermo, finisce ancora una volta ai domiciliari insieme ad altre 4 persone nell'inchiesta sulle gare d'appalto per la sterilizzazione del materiale chirurgico del civico e per il servizio di noleggio e pulizia della biancheria dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Nel nuovo filone dell'inchiesta Sciacchitano avrebbe intascato anche una tangente di 14.000 euro relativa a una serie di presunti accordi illeciti fatti per l'acquisto di macchinari e servizi dalle ditte Campane e Medical e Svas Biosana. Attorno al super esperto sarebbe ruotato un collaudato sistema di corruzione. Il professionista era già stato coinvolto lo scorso giugno nel filone collegato all'indagine Sorella Sanità. Secondo la procura avrebbe ricevuto tangenti per agevolare alcune imprese, in totale spregio dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa nel delicato settore della sanità. Con lui, su decisione del GIP di Palermo, Cristina Lobue, vanno ai domiciliari anche gli imprenditori Gaetano Di Giacomo, Massimiliano De Marco, Catello Cacace, già coinvolto nella precedente inchiesta, e Umberto Perillo. Per altri 7 indagati il giudice ha disposto l'interdizione temporanea. Le ordinanze arrivano dopo gli interrogatori di garanzia conclusi il 13 novembre. Il giudice ha inoltre disposto il sequestro di quasi 50.000 euro. E torniamo da Emanuela, andiamo a leggere i giornali, i quotidiani regionali proprio su questi scandali che riguardano la sanità. A pagina 2 di Repubblica Palermo leggiamo: la corruzione in sanità fa tremare la regione. Il GIP è un sistema, nuovo ordine di arresto per il commercialista Sciacchitano, che era già finito appunto in un'altra inchiesta Sorella Sanità, ritenuto il gran regista degli appalti truccati al civico e al Villa Sofia di Palermo. Ecco l'ultima grana dopo l'inchiesta su Cuffaro e le gare finite nel mirino dell'anticorruzione. Chi sono i protagonisti di questa
vicenda. Salvatore Cuffaro, l'ex governatore ed ex segretario nazionale della DC Nuova, poi Roberto Colletti, ex direttore generale degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, e Alessandro Caltagirone, ex direttore generale dell'ASP di Siracusa. Ma dicevamo appunto un ruolo centrale è quello di Antonino Sciacchitano, commercialista ed ex presidente dell'OIV della regione siciliana. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, tangenti nella sanità, 5 indagati ai domiciliari dopo gli interrogatori. Arrestato per la seconda volta appunto il commercialista Sciacchitano sotto i riflettori degli inquirenti, gare d'appalto truccate e collusioni con gli imprenditori. Secondo il GIP è emersa una gestione degli appalti pubblici segnata da forme di corruzione sistemica. Adesso invece parliamo di sanità, ma parliamo di una stranezza, perché è stato evidenziato come la forbice dei costi tra nord e sud negli ospedali siciliani tra i più spendaccioni, sarebbero tra i più spendaccioni per un giorno di ricovero per le patologie acute, in un report che è stato realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La cosa che appare quantomeno singolare non è il fatto che farsi curare nella sanità pubblica abbia un costo per lo Stato e quindi per tutti noi. Anzi, proprio il costo reale di una cura efficace è quello che in qualche modo il contribuente accetta con minore lagnanza, se poi serve a salvare vite o qualità della vita. Quello che salta all'occhio invece è la disparità non solo tra regioni, ma tra aziende ospedaliere di una stessa città. Secondo Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in una rielaborazione di Quotidiano Sanità, il costo medio per giornata di degenza acuzie pesata per complessità, cioè dei ricoveri per patologie acute, improvvise, gravi, come infarti, ictus e polmoniti, tenendo conto della complessità clinica del paziente, oscilla dai quasi 400 euro al giorno dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ai 1.300 euro rotti del Vanvitelli di Napoli. Complessivamente al sud la sanità costa più che al nord, ma eccola la classifica che vede gli ospedali siciliani universitari nei primi posti dei costi degenza giornaliera. Il Giaccone di Palermo è secondo con 881 euro al giorno, il Martino di Messina terzo, a metà classifica con 608 euro al giorno il Rodolico San Marco di Catania. Nei non universitari il Papardo di Messina si piazza secondo con 728 euro al giorno, subito davanti al Civico di Palermo, sesto il Garibaldi di Catania, decimo il Cannizzaro, ventunesimo il Cervello di Palermo. Un dato che non sorprende ma che allarma e che trova, secondo il sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, la sua principale causa anche nelle inefficienze organizzative e nella carenza di personale. Per Pierino Di Silverio è necessaria una profonda revisione del sistema e anche della metodologia del calcolo dei costi, tenendo presente che la governance delle aziende senza l'intervento diretto dei medici rende di meno e costa di più. Allora, parliamo ancora di sanità? Un'Italia spaccata in due, decisamente, stando a questi numeri. Vediamo sulla Gazzetta del Sud i costi della degenza. 2 ospedali messinesi sono tra i più cari d'Italia, ma abbiamo visto che insomma un po' tutti gli ospedali della Sicilia costano parecchio. Il Policlinico Universitario è al terzo posto di questa classifica nazionale, il Papardo al secondo nelle rispettive graduatorie. Perché dicevo un'Italia spaccata in due? Perché si passa dai 1.326 euro per giornata di degenza, un primato che spetta all'azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli di Napoli, ai 374 euro invece per il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Quindi c'è un divario di 1.000 euro, Angelo, tra una struttura che si trova nel sud Italia, appunto a Napoli, e una che si trova invece al nord, a Bergamo. Ma dicevamo, la Sicilia come si colloca? Al secondo posto c'è il Giaccone di Palermo con 881 euro per una degenza di un giorno, seguito dal Policlinico Martino di Messina, 735 euro, e poi c'è il Dulbecco di Catanzaro, 727 euro. Quindi insomma vediamo che ci sono veramente dei... non si può fare neanche un confronto tra quello che è il costo al nord Italia e quello che è invece il costo al sud e anche nella nostra isola. Allora facciamo adesso un confronto sulla qualità
qualità della vita stamattina, perché se ne discute da ieri, Sole 24 Ore, come ogni anno ho pubblicato i dati sulla qualità della vita, una qualità della vita nelle città italiane che non premia assolutamente la Sicilia, perché Siracusa si piazza al 106esimo posto, penultima dunque a livello nazionale, non fanno bene neanche le altre città siciliane. E vediamo e sentiamo il servizio. Soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici siamo veramente messi male. Nessuna città siciliana nella top 10, anzi le ultime 25 province dove si vive peggio sono tutte meridionali. Nella classifica sulla qualità della vita, Siracusa arriva addirittura penultima a livello nazionale, 106 su 107. In generale trionfa il nord, con Trento prima assoluta, seguita da Bolzano e Udine. 90 gli indicatori principali presi in esame dal Sole 24 Ore per valutare la qualità della vita, divisi in 6 categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Punti su cui Siracusa ha molte criticità. A parte che Siracusa è sporca, ma sporca. Poi non c'è, parliamo di lavoro non ce n'è, siamo a mezzo a una strada. Questa penultima posizione non mi sembra così tanto veritiera, perché sinceramente mi trovo abbastanza bene dove vivo. Scorrendo la classifica generale, per trovare la prima provincia siciliana dobbiamo arrivare all'82esima posizione, con Ragusa. Tra le grandi città metropolitane, Catania scende al 96esimo posto, seguita da Palermo e Caltanissetta. Dopo Enna, 87esima, ci sono Messina, Trapani e Agrigento. La Sicilia è poco governata, mal governata, e con questo le dico tutto. Le idee chiare della signora per chiudere il servizio. Allora, qual è la situazione stamattina? Lo vediamo sulla Sicilia di oggi, è mal governata, però a quanto pare è Catania una delle città dove la qualità delle amministrazioni locali non è eccellente, secondo questa classifica appunto del Sole 24 Ore. Ma ora andiamo a vedere appunto cosa ha pubblicato oggi il quotidiano La Sicilia. Intanto bimbi, imprese, enti locali, una Sicilia a bassa qualità, province dell'isola in coda alla classifica del Sole 24 Ore in 8 parametri, Siracusa penultima in tutta Italia, a Catania le amministrazioni appunto peggiori. Dicevamo Catania intesa come provincia a questo punto? Come? Catania come provincia, a Catania le amministrazioni peggiori? Non lo so. Starebbe insomma... Potrebbe anche essere diciamo esteso a tutta la provincia. Vediamo appunto i top e i flop che oggi ha pubblicato la Sicilia. A Trapani, ecco, top sesta in Italia per salubrità dell'aria e ultima invece sia per pagamenti delle fatture alla scadenza che per qualità della vita degli anziani. Agrigento, top terza nella macro categoria giustizia e sicurezza, mentre ultima per presenza di organizzazioni no profit, sono solo 34 per 10.000 abitanti, quindi ultima in Italia. Caltanissetta, il lato positivo è che settima per produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre ultima per qualità della vita dei bambini. Poi c'è Enna, seconda per reati legati agli stupefacenti, soltanto 18 denunce ogni 100.000 abitanti, quindi questo è un punto a favore di Enna, però è ultima per residenti all'estero, 55 per 100 residenti. Praticamente più della metà. Esatto, poi andiamo a Ragusa che è quarta per l'indice di dipendenza degli anziani, solo 34 over 65 ogni 100 residenti tra i 15 e i 64 anni, quindi punto a favore, ma è terzultima lato negativo per partecipazione elettorale, quindi soltanto il 31% della popolazione, anzi degli aventi diritto al voto, si reca alle urne. Andiamo adesso a Siracusa che abbiamo sentito anche nel servizio, prima in Italia per cessazioni di imprese, solo 3,48 ogni 100, e poi però è ultima 107 su 107 in Italia per imprese in fallimento, quindi insomma male sotto il profilo lavorativo.
E adesso andiamo alle città, insomma, più... città metropolitane. Le città metropolitane, partiamo da Messina, seconda per medici di medicina generale, che sono 11 ogni 10.000 abitanti, ma è 102esima su 107 per mortalità evitabile, 22 ogni 10.000 abitanti. E adesso Palermo, ottava in Italia per inflazione, l'1%, ma è ultima, 107 su 107 per raccolta differenziata, che si ferma al 37%, quindi raccolta differenziata che non decolla nel capoluogo appunto siciliano. E poi arriviamo a Catania. Il lato positivo è che è quarta per quoziente di natalità, 8 nuovi nati per 1.000 abitanti, ma è ultima, come dicevamo, al 107esimo posto per qualità delle amministrazioni locali. Questa è la fotografia, insomma, che viene fatta oggi sulla Sicilia. Una gran bella fotografia, grazie per averci dato queste notizie. Adesso restiamo a Catania, però, perché ieri è stato svelato il volto di Palazzo degli Elefanti dopo i lavori di restauro. Sentiamo, vediamo il servizio. Ore 11, tutti con il naso all'insù, in una piazza Duomo gremita. L'appuntamento era di quelli da cerchiare il rosso ed in effetti l'attesa non è stata delusa. Conto alla rovescia, musica ed di stupore di grandi e piccoli per la consegna dei lavori del prospetto principale del municipio di Catania, progettato da Vaccarini nel XVIII secolo durante la ricostruzione successiva al terremoto del 1693. Parola al primo inquilino di Palazzo degli Elefanti. Diciamo che è una novità rivolta al passato, una ricostruzione filologica grazie ai nostri lavori pubblici, all'architetto Persano, alle intese con la sovrintendenza. Si è ricostruito quale fosse il colore storico di Palazzo degli Elefanti, un municipio che affascina e abbaglia tutti quelli che lo vengono a vedere. L'o di stupore dei bambini dice tutto. Assolutamente, ma non credo che fossero solo dei bambini, anzi devo dire che più anziani, che conoscevano ancora meglio quel colore marroncino di prima, saranno rimasti ancora più stupiti. Qualcuno magari avrà qualcosa da ridire, ma questo è inevitabile. Gradazione dei colori della facciata rispetto agli altri storici edifici che ha sollevato un mini dibattito. Ma sicuramente è straordinaria, però a confronto a tutto il resto che c'è in Piazza Duomo mi sembra troppo chiaro il colore. No, diventerà scuro col tempo. Forse è meglio aggiustare prima quelli là più scuri, oramai questo è buono. Ultimate le opere strutturali, si sta completando il rifacimento dei prospetti ed il restauro dell'apparato decorativo del palazzo, valorizzando i particolari dell'edificio e l'inconfondibile barocco di Piazza Duomo. Nei prossimi giorni via le altre impalcature del prospetto centrale. Allora, torniamo di nuovo ai quotidiani, Emanuela. Sì, vediamo questa notizia intanto sulla pagina di Catania della Sicilia, Piazza Duomo. Ieri mattina ha svelato il prospetto del municipio, Palazzo degli Elefanti, new look che guarda al passato, ma andiamo a vedere adesso velocemente anche tutte le prime pagine. Partiamo proprio dalla Sicilia, vediamo le notizie regionali. Schifani non teme la sfiducia all'Ars, oggi numeri blindati, l'idea di Forza Italia, ispettore in Sicilia. E poi acqua pazza, vediamo il paradosso, Agrigento tra sete e sprechi. Ancora la polemica, CAS indebitato, CAS Consorzio Autostrade Siciliane, indebitato fino al collo, ma le consulenze vengono pagate a peso d'oro. E poi a Stromboli un caprone incorna uomo soccorso ancora una volta in motoape. E poi la classifica isola bassa qualità per amministrazione, bambini e imprese. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Schifani verso il no alla sfiducia, l'opposizione non ha i numeri. E poi qualità della vita, Messina che resta al palo e conferma il 91esimo posto. La città e la provincia seconde per numero di medici di base attivi, Reggio Calabria ultima nella graduatoria. E poi la Sicilia che viene depredata dai reperti archeologici, il saccheggio appunto dei reperti, riflettori su 6 case d'asta. Non è un tema nuovo, già se ne è parlato appunto in questi ultimi tempi. Vediamo anche il Giornale di Sicilia,
La prima pagina, Ars Schifani va alla conta, oggi la mozione di sfiducia, bocciatura scontata, ma test per la maggioranza. Le altre notizie, Sferracavallo, il racket pure dietro la rissa, richieste di pizzo legate a sparatorie e violenza nel giorno della festa. E poi per Italo-Belga, la società che gestiva il litorale appunto palermitano, c'è un'altra tegola, locale col permesso scaduto, assessorato, il Mida di Valdesi senza autorizzazione da 2 anni. Nel Nisseno, furbi e mafiosi con il reddito, 74 casi scoperti. E ancora vediamo velocemente anche la prima pagina di Repubblica Palermo, con la quale chiudiamo questa parte di rassegna stampa. La sfida della poltrona e l'apertura. Oggi all'Ars il voto sulla sfiducia a Schifani, alla prova il centrodestra investito dalle inchieste. Nuovo arresto per Sciacchitano, il GIP di Palermo, in sanità la corruzione è sistemica. E poi vediamo il patto dello Zen per una città cucita sui giovani, il caso dei fondi al Trapani, la Corte dei Conti adesso apre un'indagine, e poi le strane cose che vengono trovate durante i controlli alla dogana, addirittura una testa di coccodrillo che è stata scoperta, ieri abbiamo dato la notizia, e coca peruviana, il tesoro appunto in dogana. Ultima notizia, a Lampedusa l'isola disconnessa che per navigare si affida a Starlink di Musk. Grazie Emanuela, fra poco torneremo da te per leggere invece i quotidiani nazionali. Adesso uno sguardo alla viabilità, siamo su Catania in via Vincenzo Giuffrida, situazione stamattina piuttosto diciamo trafficata, se mi passate il termine, in entrata in città, mentre invece in uscita le auto che sono in salita alla destra ai vostri teleschermi non hanno grossi problemi di percorribilità. Da via Vincenzo Giuffrida adesso andiamo a vedere cosa succede alla Tondo Gioieni. Qui la situazione è piuttosto fluida, le auto viaggiano senza particolari rallentamenti, almeno fino a questo momento, ma d'altronde siamo praticamente nel pieno degli spostamenti, è l'ora per eccellenza di punta. Un altro segmento della circonvallazione di Catania che vediamo invece nella parte bassa di via Lodorico da Pordenone, vedete auto un po' più incolonnate proprio all'altezza dell'incrocio quasi dell'innesto delle auto che arrivano di viale Mediterraneo. In direzione invece Ognina la situazione è decisamente molto più tranquilla. Adesso invece andiamo a vedere qualcos'altro, lasciamo il traffico e vediamo l'Etna. Il vulcano stamattina con qualche nuvola attorno, poca neve, si è sciolta quella che si era accumulata nei giorni passati. E dalla visione dell'Etna da Catania adesso vediamo invece la visione dell'Etna da Taormina, il golfo di Taormina, e vedete qui c'è qualche nuvola in più, però diciamo ci restituisce anche qui una bellissima immagine, bella cartolina della nostra regione. Ci fermiamo adesso, facciamo una sosta, dopo la rassegna stampa sarà con noi Emanuela con la rassegna stampa nazionale. Partiamo con Buongiorno Sicilia e torniamo ai quotidiani, stavolta quelli nazionali. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, c'è ancora la guerra in Ucraina in primo piano e adesso vediamo perché. È NATO-Russia, tensione alle stelle. Capodragone che dice l'alleanza sta valutando di essere più aggressiva nei confronti della Russia, poi c'è la frenata, il Cremlino, attacchi preventivi, rischi di escalation. Intanto Zelensky è a Parigi, contatti tra i leader, la Premier, convergenza con gli Stati Uniti, Mosca presa a Pokrovsk. E poi vediamo la fotonotizia che oggi vediamo su tutti i giornali, è dedicata ad un simbolo del tennis che ci lascia, Pietrangeli, la leggenda del tennis. Aveva 92 anni, fu il primo italiano a vincere uno slam, i 2 slam, la vita, gli amori appunto di Nicola Pietrangeli. C'è anche il ricordo di un suo amico e naturalmente collega. Fra i due, insomma, è stato un momento di grande tensione, però voglio dire
Pietrangeli è stato il tennis per È stato il tennis, l'Italia. poi c'è anche il ricordo, appunto Panatta e Pietrangeli hanno condiviso questo miracolo in Cile del 76, appunto quando la squadra italiana ha vinto la Coppa Davis. Lui era proprio Adesso è diventato quasi una normalità vincere la Coppa Davis per 3 anni di seguito l'Italia, però sono cambiati anche i sistemi, è un altro tennis. Diciamo che c'è stato veramente un vuoto tra i tempi di Pietrangeli e oggi, con le gioie che stiamo vivendo appunto grazie ad una squadra di tennis veramente di altissimo livello. Dobbiamo anche dire che è cambiata la formula, attenzione, sono cambiate tante cose, molti big non giocano la Coppa Davis per le rispettive nazionali e quindi insomma è cambiato tanto. Vediamo anche la Repubblica di oggi, tensione NATO-Russia sull'attacco preventivo, le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, valutiamo risposta più aggressiva a guerra ibrida, e Mosca che risponde, sono dichiarazioni irresponsabili, Macron e Zelensky sentono i leader europei. E poi scritte Propal, incappucciati vandalizzano la sinagoga a Roma, imbrattata la targa per Takei, il bambino assassinato nell'82 dal terrorismo palestinese. Anche qui vediamo Nicola Pietrangeli, l'ultimo game, così creò il tennis azzurro. Altre notizie: a Bologna fa discutere il caso, il no a questo corso universitario appunto ai militari, e Meloni che si scaglia contro l'università. Poi c'è un'intervista a Casalino, che è il portavoce del Movimento 5 Stelle, lascia appunto il movimento al quale aveva aderito dalla prima ora, non c'è più spazio per uno come me, queste le sue parole. La Stampa, piani NATO, scontro con Mosca, l'ammiraglio Cavo Dragone, cyberazioni preventive, il Cremlino, irresponsabili, volete l'escalation, malumori nell'esecutivo italiano per l'uscita appunto del militare, più prudenza. Oggi Witkoff da Putin, Meloni, la Russia contribuisca. E poi Pietrangeli, l'ultima, volè il campione della dolce vita, addio al tennista, aveva 92 anni, primo italiano a vincere appunto uno slam, la Davis in Cile, da capitano. Sì, poi insomma il campione della dolce vita, perché poi Pietrangeli è stato un uomo che ha fatto anche tanto discutere, è stato sempre sui rotocalchi un po' per le sue storie anche d'amore, insomma uno che amava vivere la vita e la mondanità. In linea con il personaggio, perché i giocatori di tennis sono un po' sempre stati chiacchierati, sì, magari più sono quelli che sono più... Oggi non c'è tanto gossip forse sui giochi. Ma in passato, voglio dire, McEnroe, per dirne un altro... Sì, erano sempre accompagnati comunque da donne anche importanti, donne famose, e anche lui insomma ha fatto scrivere tante parole sui giornali di gossip. Vediamo Avvenire, la pace sempre, il viaggio della Papa sta per concludersi dopo la Turchia, il pontefice è stato accolto da un bagno di folla in Libano, oggi pomeriggio però rientrerà a Roma. Avete il dono del tempo, usatelo per sognare e costruire, l'esortazione del Papa ai giovani. A Beirut l'incontro interreligioso tra cristiani e musulmani, basta con paure e pregiudizi. Vediamo il resto del Carlino, la leggenda, oggi appunto questa foto che ricorda quel momento in cui nel 76 l'Italia vinse la Coppa Davis in Cile, e appunto vediamo l'insalatiera che viene alzata da Barazzutti, Panatta, e al centro Nicola Pietrangeli. Vediamo nella questa foto manca Bertolucci, ma immagino insomma... Faceva parte, credo, giocava il doppio, se non ricordo male, ai tempi. Non mi ricordo, Angelo, nel 76. Anche io ho dei ricordi vaghi del 76. Non vuol dire cose che non ci siano, no. Vediamo invece nel taglio basso per la cronaca, lista degli stupri nel liceo a Roma, sospetti su un 14enne, e spunta anche la pista politica. La preside intanto dell'istituto è stata ascoltata in questura, e poi si torna a parlare del caso di Alessia
Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo, in secondo grado in appello a 24 anni, fece morire la figlioletta abbandonandola per una settimana in casa a Milano. Test regolari, Pifferi non fu manipolata, sono state assolte l'avvocata e gli psicologi accusate di voler ottenere il vizio parziale in primo grado, ma queste accuse appunto sono decadute. Vediamo il Messaggero. NATO sia ad attacchi preventivi, le parole appunto dell'ammiraglio Cavo Dragone che hanno fatto scoppiare il caso. Alleanza più aggressiva per la guerra ibrida russa, Mosca appunto i responsabili e lancia una nuova offensiva. Le parole di Mattarella: dalla mancata difesa comune conseguenze drammatiche. Leggiamo ancora: schiaffi alla gente per la consulta, non è condanna. La Corte va applicata la tenuità del fatto. Forze dell'ordine in allarme adesso perché hanno paura di rischio aggressioni. Leggiamo appunto questa notizia: tirare uno schiaffo a un poliziotto può essere considerata un'offesa non grave o comunque particolarmente tenue, tanto da lasciare impunito l'autore del reato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato sul caso di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale proprio perché aveva tirato uno schiaffo in faccia ad un agente. E ancora vediamo la riforma, in basso i debiti con l'erario, decurtati dai compensi dei consulenti della pubblica amministrazione. Un emendamento di Fratelli d'Italia per rivedere la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione ai consulenti che non hanno pagato tasse e contributi. Il blocco delle parcelle sarà limitato alle sole cartelle esattoriali. Inoltre, per le somme sotto i 5.000 euro lo stop ai pagamenti della pubblica amministrazione sarà limitato soltanto all'ammontare iscritto a ruolo. E ancora vediamo il Sole 24 Ore con questa notizia: caldaie a gas, l'Unione Europea cancella lo stop. La Commissione allenta i limiti previsti dal regolamento Eco Design destinato a saltare il divieto di vendita delle caldaie a gas inizialmente previsto per il 2029. Diciamo che è un po' una retromarcia quella che sta facendo appunto l'Unione Europea sulla grande risvolta green, Infatti vediamo l'analisi: la svolta green dell'Europa perde pezzi e l'industria tira fiato. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti nel corso della mattinata, magari per notizie un po' più leggere rispetto a quelle che abbiamo visto finora dai quotidiani. Per noi è il momento di fare un'altra breve sosta e poi i primi ospiti della mattinata a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo del fenomeno Delia, questa giovanissima che è partita da Paternò, sta conquistando X Factor. E allora noi per parlare di Delia abbiamo in studio, buongiorno, a Silvio Greco. Buongiorno a tutti. È un amico, ma anche compagno di conservatorio di Delia. E poi ho collegato, vedo, la signora Angela Mancuso da Licata, siamo in provincia di Agrigento. Buongiorno signora. Buongiorno a voi. Lei è la mamma di Antonino in Corvaia, dico bene? Che sì. Un amico, anche lui di Delia, hanno frequentato assieme il conservatorio, quindi diciamo abbiamo testimonianze reali di quello che Delia ha fatto come percorso nella musica. Signora, se mi permette, comincio qui dallo studio e poi arrivo da lei un attimo, perché volevo chiedere a Silvio, ma tu questa trasformazione, diciamo, perché Delia ha una formazione classica, ha studiato il pianoforte classico, ha studiato al conservatorio, adesso però insomma la vediamo in una veste un po' diversa a X Factor. Assolutamente, diciamo che è stata una cosa inaspettata anche per noi che eravamo molto vicini a lei. Sicuramente ci aspettavamo grandi cose da lei perché, come penso abbia visto la gente, ha una personalità musicale che rispecchia il suo essere, tutto ciò che vive riesce a metterlo in
musica con una forza che pochi hanno secondo me tra gli artisti, e la sua trasformazione è avvenuta in un lasso di tempo brevissimo, un anno dopo la fine della sua laurea magistrale in pianoforte. In studio c'è anche una grande presenza scenica e c'è anche la voce che la sostiene e l'accompagna, quindi diciamo che in tutto. Un artista completa, tutto tondo, assolutamente. Torno da te fra un attimo perché voglio andare alla signora Angela a Licata. Signora, lei ha conosciuto Delia attraverso suo figlio, chiaramente. E che cosa le ha raccontato? Sì, ma loro, sì. Antonino, Silvio, ciao Silvio, ciao Angela, Chiara, hanno creato un gruppo meraviglioso, sono degli amici che si vogliono veramente bene, sono legati da un'amicizia molto forte, molto profonda, e quindi attraverso loro abbiamo avuto la possibilità anche noi genitori di conoscerli, di frequentarli, ed è stato un onore per noi, perché sono dei ragazzi veramente speciali, sono proprio così come appaiono. Ci può raccontare una curiosità, un aneddoto di Delia, lei? Allora, Delia... Devo tornare di nuovo da Silvio perché questa nuova veste, diciamo così, di Delia c'è tanto folk, c'è cantautorato, c'è una ricerca e un uso anche della lingua siciliana che è, diciamo, importante. Importantissimo, secondo me dietro potremmo riassumere il tutto dicendo che c'è un'intelligenza musicale non indifferente, e questo appunto si rispecchia nel suo lato artistico con un impegno sociale e politico, come abbiamo potuto vedere nel suo percorso di X Factor, che non è cosa da poco da affrontare, soprattutto in una diretta televisiva guardata da così tante persone. Tu che la vedi sul palco, torniamo a quello che ti ho detto prima, cioè in qualche modo la riconosci, la ritrovi come... Io, la cosa più bella è stata questa, vedere la Delia di sempre sul palco di X Factor. Per come l'ho conosciuta non è cambiata di una virgola, si è sicuramente evoluta da un punto di vista artistico, ma come personalità lei è la Delia che ho sempre conosciuto, forte è la leonessa di Catania, come siamo in linea definita. praticamente con quello che ci raccontava sul palco di X Factor, che porta la musica e in qualche modo diciamo, premia la lingua siciliana. C'è una riscoperta dalle lingue siciliane di X Factor che si sono espressi certamente con parole importanti nei confronti di Delia. Insomma, tu l'hai sentita di recente? No, loro vivono in una bolla, perché ci dicono che vivono in una bolla, perché esatto, loro vivono in una bolla. La possibilità di chiamare casa, credo, una volta al giorno, alla settimana, una volta alla settimana, sì. Io sapevo una volta al giorno. No, quindi ha potuto sentire solo i genitori, ovviamente. Io non sento Delia dai primi di ottobre, quindi sì, da molto, manca tanto, non vediamo l'ora di rivederla, ma sicuramente la vedremo giovedì a Napoli, perché tutti gli amici stiamo andando da posizioni geografiche diverse, tutti a Napoli, per fare il tifo per lei, ovviamente. Sarà in Piazza del Plebiscito, giusto? Piazza la del finale Plebiscito. di X Factor. Signora Angela, suo figlio che reazioni ha vedendo Delia in TV? Che cosa le ha detto? Le ha detto qualcosa di particolare? Allora, sì, mio figlio in questo momento è a Valencia in Erasmus. Ma può vederla anche da là, insomma, ci sono tanti sistemi. Sì, la segue e mi è veramente molto emozionato, perché hanno un'amicizia fraterna molto bella, molto profonda. E con Antonino spesso commentiamo il fatto che Delia ha avuto davvero molto coraggio ad affermare che questo non è un dialetto ma è una lingua proprio riconosciuta dall'UNESCO come lingua regionale autoctona. E poi io mi permetto anche di ricordare ai tanti detrattori che la scuola poetica siciliana... Ho parlato di lingua siciliana, non ho parlato mai di dialetto siciliano durante questo nostro, diciamo, incontro. Fra poco ci dovremmo salutare, però il compleanno di Delia è vicinissimo. Il compleanno di Delia è oggi, ne approfitto per farle gli auguri. Magari lei non ci sta vedendo, lei non ci starà vedendo, però lo vedrà dopo. Siamo tutti vicini a Delia e le facciamo gli auguri. Auguri di buon compleanno, in bocca al lupo invece per la serata finale ad X Factor. Prima di finire... E dobbiamo dire come fare, ovviamente, per sostenere Delia. Esatto, di sostenere Delia per quello che sta facendo. Potete votare sul sito, sull'app di X Factor. Il programma comincerà alle 21, quindi giovedì. È facile, si può fare in qualsiasi... Facile, anche gratuito, si può fare dal telefonino, dal è telefono, gratuito. computer, è gratuito. Dove volete, quando volete, in pochi secondi potete sostenere un artista che secondo me
merita veramente tanto e ci darà tantissimo alla Sicilia e al mondo artistico. Io vorrei andare dalla signora Angela per un appello anche della signora Angela, perché a questo punto è importante sostenere Delia. Sì, noi la sosteniamo tantissimo anche da Licata, perché lei tra l'altro portando i Pirati a Palermo ha portato un pezzo di Licata, perché è un brano interpretato da Rosa Balistreri, e quindi qua c'è proprio un fan club Licata che si sta muovendo molto per sostenere Delia e incrociamo le dita. Benissimo, grazie allora anche alla signora Angela Mancuso, che è la mamma di Antonino Incorvaia, che è amico di Delia, e qui con noi in studio abbiamo avuto Silvio Greco, che così come Antonino ha fatto un percorso al Conservatorio di Catania. Avete studiato tutti pianoforte? Io e Delia sì, pianoforte, mentre Antonino è un flautista. È un flautista, vabbè, insomma, però c'è questa diciamo, affinità musicale, sì, questo musicale. amore per la musica, che è importantissimo, e vedete dove è arrivata oggi Delia. In bocca al lupo allora a Delia. Il suo nome non l'abbiamo mai detto, ma è Delia Buglisi, così lo ricordiamo, però sul palco è Delia, e quindi quando si va a votare Delia. Ok, perfetto. Assolutamente. Grazie ancora per essere stato con lei. noi, grazie alla signora Angela da Licata, Grazie collegata a voi. con noi. Fra poco noi ci occuperemo di altro, perché Buongiorno Sicilia passa da un argomento all'altro in grande velocità. Andremo a parlare dei carri di Santa Lucia per la festa proprio di Santa Lucia a Belpasso. Tutto questo fra pochissimo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di martedì 2 dicembre con ancora dell'instabilità atmosferica su parte della nostra penisola. Si allontana la perturbazione, ma la sua coda determina ancora degli effetti principalmente tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, gradualmente qualche effetto anche sul Salento in serata. Diamo uno sguardo invece alla Sicilia, resterà ai margini del passaggio della perturbazione. Difatti il tempo martedì sarà stabile ed ampiamente soleggiato, con temperature massime anche in rialzo, localmente prossime ai 19-20 gradi ad esempio su Palermo, grazie al rinforzo della ventilazione da sud. Uno sguardo alla giornata di mercoledì, ma la pressione atmosferica resterà alta, garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati. Cieli difatti sereni o poco nuvolosi, ventilazione in prevalenza debole, salvo locali rinforzi in serata sull'area ionica dai quadranti nord-orientali. Poche le variazioni termiche. Ulteriori dettagli ed approfondimenti come di consueto vi attendono sull'app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, o sì, sono esatto, quelle... guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, davvero bravi, ci hanno fatto sorridere. C'è chi la vuole cotta, attenzione. Allora, adesso torniamo di nuovo ai temi della nostra trasmissione. Buongiorno ad Antonino Girgenti. Grazie, buongiorno a tutti. Che è il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia. Stiamo parlando della festa di Santa Lucia a Belpasso, che è una sorta di devozione popolare, ma c'è anche tanto, c'è cultura, c'è artigianato, c'è veramente di tutto.
È un momento molto partecipato, vissuto dall'intera comunità, che siamo appena entrati a dicembre e quindi si iniziano a assaporare un pochettino quelli che sono gli odori, l'atmosfera, il calore appunto dei preparativi della grande festa. Ma i preparativi, a proposito dei preparativi, quanto durano questi preparativi? Allora, in realtà diciamo tra i 5 quartieri che compongono la fondazione c'è un percorso che dura tutto l'anno, quindi si inizia a progettare il carro già dai primi mesi dell'anno nuovo. Stiamo vedendo qualcosa. Esattamente, sono delle meraviglie di scenotecnica. La fase operativa, se così la vogliamo definire, dura da settembre a dicembre, quindi sono circa 2 mesi e mezzo, 3 di lavoro nei cantieri, nei laboratori che ci ha messo a disposizione il Comune di Belpasso nel tempo e ci permettono di realizzare queste meraviglie, queste 5 meraviglie che ogni anno ci vantiamo di poter presentare al pubblico in una veste nuova, perché cambiano le tematiche, cambia la scenotecnica, cambia il soggetto, cambia un po' tutto. Quindi ma sono delle strutture comunque piuttosto imponenti. Perché arrivano fino all'altezza di 15 metri. 15 metri di altezza e sono 15 metri di stupore, di incanto. Lavorano a questi cantieri tante famiglie, quindi c'è uno spaccato della società, sono tutti addetti ai lavori, ci sono i più esperti che noi chiamiamo, diciamo, i più anziani, i mastri, che sono quelli che ci hanno permesso di riuscire a tramandare questa tradizione dalla seconda metà dell'800 fino ad oggi. Ma che non l'idea ha fatto altro dei che temi crescere. da poi mettere in pratica, cioè per realizzare queste bellissime opere, Diciamo che normalmente come nasce un'idea e da dove arriva? Allora, il carro di Santa Lucia è, come diciamo, viene interpretato oggi, è un racconto meraviglioso, quindi chiunque può raccontare una storia e applicarla al mondo dei carri, che altro non è che una moderna rappresentazione scenica. Quindi non parliamo solamente di vicende relative alla vita di Santa Lucia, ma parliamo anche di fatti dei nostri tempi, quindi andiamo a trattare non solo le tematiche generali della guerra, ma il femminicidio, la violenza di genere, l'immigrazione, tanti fenomeni moderni che riusciamo a applicare poi una sorta di parallelismo per l'esempio poi cristiano, che è quello che per noi alla fine è quello che ci indirizza nella giusta direzione, che è la vita di Santa Lucia. Quindi troviamo poi i giusti collegamenti e lo facciamo, diciamo, in un modo molto spettacolare, dando vita anche a elementi artistici di pregio. Elementi artistici non solo, perché dietro ogni, diciamo, carro c'è sicuramente la meccanica, c'è l'artigianato, c'è l'ingegneria, perché immagino che per realizzare determinati accorgimenti servono dei professionisti di determinati settori, c'è la meccanica dietro a tutto questo, c'è l'esperienza. Insomma è un'opera complessa nella realizzazione, nella sua realizzazione. Il prodotto finito magari all'occhio è davvero bello, splendido, però io vorrei insomma sottolineare il lavoro che c'è dietro. Allora, ciò che c'è dietro, che in realtà a noi riesce abbastanza bene, perché ci sono 5 gruppi collaudati. All'interno di ogni gruppo, che è molto variegato, ci sono delle professionalità, ognuno è specializzato in qualcosa. Quindi c'è chi si occupa della parte meccanica, c'è chi si occupa semplicemente di montare e smontare i macchinisti, poi c'è chi sa dipingere, c'è chi che sa realizzare delle forme particolari, in questo caso sono delle sculture che realizziamo in polistirolo o in altri materiali, e quindi la parte pittorica, e poi c'è anche chi si occupa delle musiche di sottofondo e chi si occupa del soggetto, quindi chiunque magari è appassionato di scrittura scrive una sceneggiatura vera e propria, sulla base di quella si realizzano poi quelle che noi chiamiamo spaccate, che non sono altro che il susseguirsi delle scene che noi vediamo. E per chi volesse diciamo vedere queste meraviglie, l'appuntamento è l'11 e il 12 dicembre a Belpasso, quindi qualche giorno prima della festa, sì, la vigilia, nell'immediata vigilia, perché storicamente allora i carri sono un'evoluzione delle antiche cantate, come in tutti i paesi, ma anche a Catania c'è la serata dei cantanti. A Belpasso, che è terra di teatro, la serata dei cantanti ha avuto una evoluzione, diciamo, tutta particolare, molto spettacolare, perché essendo una terra fertile di produzione teatrale, ricordo Russo Giusti e Martoglio
io 2 su tutti. E quindi i carri non fanno altro che riproporre in forma più spettacolare quello che originariamente erano le cantate, le lodi alla Santa. E quindi l'appuntamento è l'11 e il 12 dicembre ed è l'anteprima, quindi la presentazione dei carri di Santa Lucia 2025, e poi in estate, in occasione della festa del patrocino, verranno riproposti, quindi verranno riproposti in replica ad agosto dell'anno successivo. Questa è una tradizione che comunque affonda le radici nel tempo, non è diciamo dei giorni quasi nostri. 200 anni di storia, quindi noi tocchiamo oggi con mano il passato, il presente e il futuro, perché i giovanissimi che mettiamo oggi sul carro, che fanno i figuranti, saranno i professionisti del futuro che porteranno avanti questa tradizione. Io le volevo fare anche un'altra domanda. Lei ha parlato di 5 quartieri, ma c'è rivalità fra queste, diciamo, un aree? Pochino sì, lo confesso, un pochino sì, ma è un po' il sale, se vogliamo, proprio della manifestazione, perché spinge ciascuno a fare sempre meglio. Però in realtà dal 2010, che è l'anno in cui abbiamo costituito la fondazione è stata voluta da tutti e 5 quartieri, quindi oggi la festa, la manifestazione dei carri la organizziamo insieme, quindi non c'è un rapporto conflittuale assolutamente, quindi c'è quel sano campanilismo, ma si ferma lì, poi siamo tutti amici, anzi nei momenti di difficoltà ci si dà una mano ed è bello che sia così. Quindi si rema insieme tutti nella stessa direzione, in modo tale che in qualche modo per crescere insieme si raggiunga poi un obiettivo, l'obiettivo comune è ciò che ci unisce ed è Santa Lucia, ovviamente, perché è la devozione che ci spinge a fare questo. Il comune di Belpasso in questo ci aiuta tanto, perché ci garantisce il contributo ogni anno e noi grazie a quello riusciamo ad acquisire le materie prime che ci permettono di realizzare queste meraviglie. Abbiamo anche i capannoni in uso, in concessione dal comune, quindi il comune è sempre stato vicino alla manifestazione dei carri. Un'ultima domanda lego ai giovani, perché lei faceva prima riferimento a tramandare le tradizioni, sono i giovani che portano avanti le tradizioni. La partecipazione, la presenza dei giovani, dei giovanissimi a tutto quello che si realizza attorno alla festa si mantiene viva? Oggi sì, devo dire che è garantito questo ricambio, anche perché siamo molto presenti nelle scuole, facciamo svariate attività. Proprio 2 settimane fa, domenica 23, abbiamo fatto un open day, abbiamo realizzato con dei bambini che sono venuti a realizzare qualcosa, quindi abbiamo messo nelle mani gli strumenti che noi utilizziamo, soprattutto li abbiamo fatti decorare, però i ragazzi molto spesso che non conoscono gli arnesi, gli strumenti di lavoro, si avvicinano al mondo dei carri perché sono affascinati dai lavori manuali, e quindi è da lì che nasce poi il ricambio generazionale, ed è bello che riescano loro a responsabilizzarsi e portare con sé questo carico di esperienze da tramandare a loro volta, magari aggiungendo un pizzico del loro sapere, del loro estro. Vabbè, insomma, le maestranze del domani sono i giovani di oggi. Sono i giovanissimi di oggi. Benissimo. L'appuntamento lo ricordiamo? 11 e 12 dicembre a Belpasso, dalle 21 in poi. Dalle 21 in poi. Grazie per essere stato questa mattina con noi a Buongiorno Sicilia ad Antonio Girgenti, che è il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia. E quest'anno ci può anticipare qualcosina, qualche tema, un tema, mezzo tema? Si parlerà di argomenti molto molto attuali, contemporanei. Ve ne dico solo una: intelligenza artificiale. Oh, benissimo, grazie davvero per questa, diciamo, anticipazione, e in bocca al lupo anche per quello che realizzerete in quest'anno per la festa di Santa Lucia. Ci dobbiamo fermare ancora, poi andremo a Siracusa, che è legata da Santa Lucia anche lì, però stamattina parliamo d'altro, parliamo assolutamente d'altro, parliamo di questa classifica del Sole 24 Ore che in qualche modo ha bastonato la nostra regione e alcune città in particolare. Una di queste è proprio Siracusa, penultima per qualità di vita. Tutto questo fra pochissimo. E adesso, come anticipato, andiamo a Siracusa con il nostro Francesco Aloi. C'è un ospite con lui, è Salvo Sorbello, che è il presidente dell'Osservatorio Civico di Siracusa. Parliamo di qualità della vita. Secondo il Sole 24 Ore al sud si vive male e le città siciliane sono, diciamo, tra le peggiori, così sono in coda. Siracusa in particolare
è penultima su 107 piazze, 106esima. È un primato, un bruttissimo primato. Allora andiamo da Francesco. Eh sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia, hai detto bene tu. Siracusa è la provincia penultima in Italia per qualità della vita e ne parliamo con il nostro ospite, cerchiamo di capire un po' meglio la situazione, questa classifica non certo edificante per la provincia di Siracusa, 106 su 107. Dopo di Siracusa c'è soltanto Reggio Calabria. E allora intanto buongiorno, benvenuto a Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Cosa fare? Ecco, come analizzare questa classifica è figlia di cosa? Cosa non va in questa provincia? Le cose che non vanno, evidentemente, per essere penultimi in classifica sono tante. Ci sono le cose che vanno. Noi per fortuna non siamo ultimi, grazie al fatto che Siracusa è al secondo posto in Italia come numero di giorni soleggiati. Oggi lo vediamo, un altro giorno di sole. Noi siamo subito dopo Agrigento. Se non ci fosse stata questa graduatoria, purtroppo ci sarebbe toccato il fanalino di coda. E oltre a queste cose che vanno bene, ci sono purtroppo tante cose che vanno male e che potrebbero essere risolte. Noi siamo qui a pochi metri dalla stazione centrale, faccio l'esempio, in questo momento non funziona la tratta ferroviaria da mesi Siracusa-Ragusa perché sono stati acquistati dei treni che non vanno bene per i binari esistenti. Ecco, ci vorrebbe una maggiore attenzione per quanto riguarda le scelte pubbliche e soprattutto per quanto ci riguarda nel campo della sanità. E diciamo che quello dei trasporti è soltanto uno dei tanti criteri su cui si basa questa classifica. Sono 90 i parametri: ambiente, società, sport, tempo libero, giustizia, sanità. Perché poi un altro punto debole della provincia, ma purtroppo non solo di questa provincia, è la sanità. Purtroppo a Siracusa si vive come speranza di vita alla nascita 4 anni in meno rispetto a Trento, e allora direte vabbè, Trento, città tranquilla, città ordinata. No, si vive anche 3 anni in meno rispetto a Roma, rispetto a Milano, città caotiche, inquinate. Chi nasce a Siracusa ha una speranza di vita di 3 anni inferiore a tutte queste città. A Siracusa siamo anche agli ultimi posti per quanto riguarda la morte evitabile, la mortalità evitabile, cioè tutto quello che provoca la morte fino a 74 anni, noi siamo agli ultimi posti perché per quanto riguarda evidentemente l'assistenza, per quanto riguarda le strutture sanitarie non sono adeguate. La provincia di Siracusa, il 30% della popolazione che abita in questa provincia non può raggiungere un ospedale in auto entro 15 minuti. Facciamo l'esempio, la provincia di Catania supera l'80% la popolazione che può arrivare. In altre province per fortuna si raggiunge quasi il 100%, in provincia di Siracusa ci sono zone talmente isolate che non si può raggiungere un ospedale entro 15 minuti. E lei mi dava un dato poco fa, perché circa 30 anni fa Siracusa non era al primo posto della classifica, ma non era nemmeno all'ultimo. Siracusa era al primo posto per quanto riguarda le province siciliane. Nel 1994 eravamo al 64esimo posto, che era una posizione molto dignitosa e che rispondeva anche a quelle che sono le tradizioni di Siracusa. Non ci dimentichiamo che negli anni 50, negli anni 60, Siracusa aveva il reddito pro capite più alto di tutta l'Italia meridionale. Da Roma in giù, in provincia di Siracusa c'era il reddito pro capite più alto. Quindi qui ci sono tutti i presupposti perché le cose vadano meglio. Ci vuole una maggiore attenzione, ci vuole una maggiore azione coordinata tra tutti gli enti locali, tra chi si occupa di sanità, perché Siracusa è stata fortemente penalizzata. È l'unica provincia della Sicilia a non avere un ospedale di costruzione recente. L'ospedale di Siracusa si chiama Umberto I e la prima pietra la mise proprio il re Vittorio Emanuele III nel 1935. È un ospedale di più di 70 anni fa
ripeto, è l'unica provincia siciliana che ha un ospedale costruito tantissimo tempo fa. Presidente, le chiedo scusa. Certamente questo influirà anche sulla classifica. Angelo, a te. Sì, no, volevo semplicemente dire, ma c'è qualcosa che si muove da un punto di vista dell'ospedale? Si parla di un nuovo ospedale che dovrebbe arrivare, certo i tempi della costruzione non sono celerissimi, serviranno degli anni, qualcosa si muove. E allora voi, come osservatorio civico, come vi ponete e con chi interloquite per, stimolare che la città si possa scuotere? Con l'amministrazione, faccio un esempio, l'amministrazione di Siracusa, avete delle interlocuzioni, dei feedback che vi lasciano ben sperare, oppure avete sentito, oppure non avete sentito, non ci sono state risposte ai vostri appelli, alle vostre richieste di confronto? Allora, di nuovo ospedale di Siracusa si parla da decenni. Molte volte è sembrato il traguardo molto vicino ad essere tagliato. Ora, come osservatorio civico, stiamo svolgendo una forte azione di pressione. Abbiamo coinvolto l'ANCI Sicilia, abbiamo coinvolto l'Ordine dei Medici, che fanno tutti parte dell'osservatorio, perché finalmente c'è un progetto definitivo che è stato indicato alla zona a circa 3 chilometri dal nostro centro urbano. Manca ancora l'ultima parte di finanziamento, che attualmente è bloccata a Roma, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto un ulteriore appello a tutti gli enti e a tutta la Deputazione nazionale affinché entro il 31 dicembre possa essere sbloccato questo finanziamento che è stato tante volte promesso, ma che ancora resta nel libro dei sogni. Se questo dovesse avvenire, il 2026 potrebbe essere l'anno in cui verrà posta la prima pietra del nuovo ospedale. E noi ce lo auguriamo. Direi che sarebbe un anno storico. Ce lo auguriamo. Siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi. Con che cosa dobbiamo chiudere, Francesco? Sì, Angelo, quindi questa classifica è poco edificante, lo abbiamo già detto, per la città, 106 su 107, per la provincia naturalmente, però quello che forse ha fatto evitare l'ultima posizione sono due parametri, quindi sole e turismo. È bene ricordare anche questo, qualcosa di positivo questa provincia ce l'ha. E però io volevo chiedere proprio in 30 secondi 30, Presidente, quale potrebbe essere la ricetta per salire e scalare qualche posizione in questa classifica? La ricetta è trovare delle intese. Purtroppo tante volte un motto dei siracusani, lo dico in dialetto così è più efficace, è né io né tu. Cioè per una cosa non la devo fare io, ma non la devi fare neanche tu. Ecco, cercare invece di fare squadra, di trovare delle sinergie, di lavorare tutti insieme, questo sicuramente servirebbe per colmare un gap che c'è con altre province. Ragusa è 30 posti avanti a noi e cercare appunto di essere all'altezza delle tradizioni di Siracusa. Grazie a Francesco Aloi, grazie al suo ospite. Con noi stamattina Salvo Sorbello, Presidente dell'Osservatorio Civico di Siracusa. Buon lavoro a Francesco, in bocca al lupo invece al Presidente per la loro attività. Adesso voltiamo ancora pagina, lo vedo già e fra poco lo vedrete anche voi, è il momento dell'oroscopo, stiamo parlando ovviamente di Marco Amato. Ben trovato Marco, buongiorno a te, buon caffè. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. La mattinata che cosa ci consiglia? Anzi, le stelle cosa ci consigliano? Allora, con una luna che transita da Ariete a Toro, la mattinata consiglia un po' di calma. Allora, il cielo oggi zodiacale magnifica soprattutto i segni di fuoco, il Sagittario in particolare. Colgo l'occasione per fare gli auguri a Delia Buglisi, che è proprio del segno del Sagittario, e fa gli auguri oggi augurandole un'ottima fortuna, visto che proprio il pianeta del Sagittario, Giove, è in Cancro e quindi in esaltazione, e quindi è molto probabile augurarle una grande e bella vittoria.
Allora, l'Ariete oggi perde la Luna e ben venga, proprio perché l'Ariete non è un segno che ha molto a che fare con le lunarità, per cui maggiore stabilità di controllo. Il Toro invece è molto compatibile, per cui addolcisce un po' di cose, ma quadra Plutone a Giove, per cui il Toro ha bisogno di verità e di non avere più cose dette a mezza voce o nascoste. Gli Gemelli invece, che sono invece più chiacchieroni decisamente, forse dovrebbero provare un po' a valutare se la Venere in opposizione per adesso in Sagittario non sta proprio suggerendo il fatto che devono rivalutare un po' la maniera di avere a che fare con gli altri, con l'altro. Cancro invece è un'ottima giornata perché Giove nel vostro segno è un tripudio ed è pieno di trigoni, solo la Luna quadra proprio la Luna, la vostra signora, per cui non sopporterete le cose prolisse oggi avete bisogno di sintesi. Leone, per voi oggi è una giornata stupenda perché Venere, Sole e Marte sono tutte e tre in trigono, i segni di fuoco vanno benissimo per ora e rifletteranno molto proprio sull'amore e sulla passione. Vergine, per voi i pianeti sono invece un po' in quadratura, sono un pochino più difficili, ma Mercurio vi aiuta moltissimo, quindi ottime le uscite pubbliche, ottimi dialoghi, ottimi gli incontri per voi Vergine. Qualcosa da aggiustare in amore. Bilancia, per voi invece tornano gli accordi, ecco, potete stringere benissimo degli accordi con le persone, la Luna peraltro si sposta dall'opposizione e quindi siete anche un pochino più sicuri di voi e nella maniera di muovervi. Scorpione, per voi Mercurio oggi fa da padrone proprio perché dialoga con mezza ruota zodiacale ed è proprio la vostra velocità e la vostra intelligenza intuito a dare subito, immediatamente la vittoria a chi serve. Sagittario, ottimo segno zodiacale, per oggi Luna, Venere, Sole e Marte sono tutti dalla vostra parte, quindi sfruttate bene la benevolenza degli astri, soprattutto in amore. Capricorno, per voi l'amore non è sempre una necessità, ma sicuramente Saturno ha qualcosa da dire alla Venere che la vuole più concreta e quindi il Capricorno ha bisogno di progettare di più in amore. Acquario, per voi il vostro segno zodiacale, che è sempre stupefacente e originale, propone con quella Luna in quadratura una certa dose di sopportazione. Oggi dovete stare ai tempi altrui, è una cosa che odiate, ma oggi va bene un po' di protocollo, ecco. Pesci, per voi è un'ottima giornata perché la Luna diventa amica, tutto diventa armonico, Venere, Sole e Marte però vi suggeriscono che è il caso di condurre un pochino più attentamente alcune cose che hanno a che fare col lavoro o con i collaboratori. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, una buona giornata anche a te, l'appuntamento come sempre a domani. Adesso per chiudere torniamo di nuovo ai quotidiani e vediamo Emanuela cosa ci ha riservato per la chiusura. Allora, intanto siamo su Repubblica, due casi che stanno appassionando l'Italia. Uno naturalmente è il caso di Garlasco, il delitto di Chiara Poggi, perché spuntano a distanza di tanti anni delle foto inedite di Sempio che si trovava davanti alla casa Poggi subito dopo il delitto. 3 foto sono state scattate tra le 15:53 e le 16:13 del 13 agosto appunto 2007 e qui vediamo una di queste foto con Andrea Sempio all'epoca dei fatti che si trovava in auto davanti alla casa di Chiara Poggi. Si complicano un po' le cose per Andrea Sempio anche alla luce di questo DNA che a quanto pare è stato trovato sotto le unghie della ragazza e che apparterrebbe proprio a lui. E poi c'è una storia che forse avrà un lieto fine tra poco. La famiglia nel bosco, sono stati convocati i genitori, rientro dei bambini vicino. Primo pranzo per Nathan in questa abitazione che è stata messa a disposizione da un ex ristoratore. Una casa anche questa nel bosco ma con tutti i comfort, quindi anche con quegli standard che voleva il tribunale. Giovedì ci sarà proprio l'udienza in tribunale e speriamo che presto questi bimbi possano riabbracciare i loro genitori. E intanto chiudo con lo spettacolo perché ti faccio vedere il nuovo look di Checco Zalone. Io non lo avevo riconosciuto all'inizio onestamente, è biondo, è in versione pop. Zalone già in cammino per il sold out di Natale, grande attesa
attesa e primi lanci pubblicitari per Buen Camino, storia on the road che si preannuncia un nuovo miracolo di incassi, quindi sicuramente sarà uno dei protagonisti nelle sale cinematografiche per questo periodo natalizio. Grazie allora Emanuela, ci fermiamo qui per oggi con Buongiorno Sicilia, torna puntuale domani mattina, vi lascio i programmi della rete, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.